Buonasera di nuovo con prove tecniche di confronto politico in vista di un 2013 che niente, ci farà, come dire, ci farà lavorare molto anche come osservatori politici. L'abbiamo già presentato nel corso del telegiornale, con noi è Sergio Dressi, già assessore regionale al commercio e turismo, tra l'altro fu lui che scoprì la Russia, tra l'altro. Diciamo che l'avevamo già scoperta in parte, ma dal punto di vista turistico per la nostra regione è stato lui. Ora è amministratore delegato e presidente della società che governa lo scalo di Ronchi dei Legionari, parleremo anche di questo, ma l'avevamo introdotto e un po' stuzzicato sul Popolo e la Libertà. E niente, tornerei un attimo sopra questa cosa perché c'è chi sbeffeggia un po' questa nuova iniziativa del Popolo del Friuli Venezia Giulia per tondo. Per esempio l'acronimo sarebbe PUDU FUGU PUTU e tutti lì a ridere. Hanno ragione a ridere oppure è un po' troppo superficiale? No, è molto superficiale, gli acronimi come dire, non si inventano, il significato di quella scelta, se quella scelta ci sarà, è proprio un significato alto, cioè quello di preservare e valorizzare la specialità, l'autonomia della nostra regione in funzione del lavoro fatto in questi 4 anni dal Presidente. A chi dice che è un nuovo predellino, quindi prefigurando una vita abbastanza laboriosa, nel senso un'operazione verticistica, voglio dire, ecco, e anche nominalistica da un certo punto di vista. Non è verticistica, è una felice intuizione di Tondo, nel senso che non pensa, ieri sera ce l'ha confermato, non pensa assolutamente di fare un nuovo partito, non abbiamo bisogno di nuovi partiti, ma invece pensa di dare, come dire, un vestito che sia adeguato al lavoro ben fatto in questi anni dal governo del Friuli Venezia Giulia guidato da Tondo e dargli un vestito appunto richiamando questi valori che sono la sobrietà, la capacità quindi anche di prevenire le disgrazie che poi sono arrivate nel nostro paese e quindi di pensare prima di tutto non a spendere come molti hanno fatto nel passato, ma invece a risparmiare anche diminuendo il debito di questa regione e quindi di quello che viene messo a carico di ogni cittadino di questa regione e quindi di riconquistare la fiducia dei cittadini che oggi è messa... Tondo si richiama anche a liste civiche. È un'operazione di mimetismo politico oppure cerchiamo di nasconderci, cerchiamo di fare un po' di ammuina per vedere un attimo di confondere le idee alla gente che credo abbia le scatole ieri abbiamo chiarito piene. anche questo, nel senso che nel popolo del Friuli Venezia Giulia per Tondo Presidente non entrerà liste civiche. Se ci saranno liste civiche potranno essere associate a questo contenitore. In questo contenitore entrerà il PDL e se ci saranno nuovi personaggi che rappresentano categorie, associazioni, territori, categorie, associazioni del volontariato piuttosto che associazioni di tipo culturale, sportivo, intelligenze le più varie che vogliono confrontarsi anche con come dire, l'amministrazione pubblica saranno i benvenuti. Gianfranco Lenarduzzi. Sì, buonasera. Quindi se abbiamo ben capito chi indosserà questo vestito del popolo del Friuli Venezia Giulia? Cioè perché se l'operazione è di maquillage, come viene spesso ricordato sui giornali, sui media, cioè non serve a niente, che nuovo è? Cioè se i personaggi devono essere quelli che hanno già fatto 3 mandati in Consiglio regionale e 2 volte agli assessori, cosa dobbiamo fare di questi? Allora, guardi, io personalmente ad esempio al 3° mandato io... No, ma lasciamo stare lei. Intendo dire, faccio un esempio, intendo dire io al 3° mandato ho lasciato e non è stato il partito a chiedermi di lasciare. Ho pensato che era il momento giusto per dare spazio a più giovani che sono poi entrati in Consiglio regionale e per, se c'era l'opportunità, e l'opportunità è venuta appena dopo 1 anno, e se c'era l'opportunità di dare ancora una mano con le mie esperienze e con la mia competenza. Così dovrebbe essere sempre. Vedi, tutti i partiti, nessuno escluso da sinistra a destra,
Nei loro statuti hanno il limite almeno dei 3 mandati. Poi ci sono le deroghe, ma vedo, a livello nazionale vedo che D'Alema, la Bindi, per stare nel centro-sinistra, e altri autorevoli personaggi, non è male neanche Casini, e altri autorevoli personaggi si guardano anche bene, il suo amico Fini, si guardano bene dall'andarsene, e allora devo dire che come tutte le cose, no, sto raccogliendo che come tutte le cose ci deve essere da una parte la convinzione personale di fare un gesto opportuno, dall'altra ci devono, come dire, non può essere generalizzato, ci può essere qualcuno che anche avendo fatto 3 mandati può essere importante per proseguire. Dicevo che non ha raccolto il fatto dell'amico Fini. No, l'amico Fini, guardi, sull'amico Fini la parola definitiva che tutti aspettavamo, per dire la verità, l'ha detta Alfano l'altro giorno, e lei l'ha ripresa nella su trasmissione di Lucia Annunziata. Esatto, ha detto la storia di Fini non è più una storia che può in qualche modo essere rappresentata nel centro. Comunque, allora, per fare un esempio, fino a 3 mandati ci si può ricandidare, cioè chi va verso il 3° mandato si può ricandidare con questo nuovo contenitore. Torno a ripetere, è una questione di sensibilità personale e anche di qualità personali. Non si può rottamare, se vogliamo usare questo termine pessimo, soltanto perché sono stati fatti 2 mandati o 3 mandati, e invece si deve rottamare anche quello che ha fatto solo un mandato ma non ha lavorato in maniera adeguata, non è stato utile al lavoro della politica e dell'amministrazione, e quello si rottama anche subito. Ho capito. Senta una cosa, proprio in riferimento al lavoro del politico, recentemente stiamo agganciati alla cronaca, c'è stata questa vicenda della commissione che doveva valutare la riforma sanitaria. Non credo sia stato un bel esempio per l'opinione pubblica, è mancato il numero legale e diciamo attribuibile al PDL questa cosa, in particolare a un'espressione territoriale del PDL. Ecco, davanti a queste cose, come fate a recuperare fiducia, a recuperare come dire, la sintonia con la popolazione? Ha perfettamente ragione. Guardi, ieri sera io e Gottardo abbiamo assicurato al Presidente Tondo il massimo appoggio per che la questione della sanità arrivi in porto così come lui l'ha disegnata e definita, minacciando i nostri consiglieri che non dovessero adeguarsi a non essere più ricandidati. Ritirare gli emendamenti? Tutti? Tondo ha chiesto che siano ritirati tutti gli emendamenti, e se così non sarà, chi non lo farà rischia di non essere più ricandidato. Quello sì sarà rottamato. Questo è il messaggio da vicario diamo un messaggio ai consiglieri regionali. Precocemente rottamato. Io l'ho seguita un attimo questo pomeriggio per vedere su Twitter cosa scriveva, vedo che lei lo usa abbastanza frequentemente. Dice a un certo punto: basta privilegi per la casta, e quelli dei dipendenti pubblici? Sembra una domanda così buttata lì, però apre un mondo incredibile. I dipendenti pubblici che pecche hanno? Guardi, gli stessi dei politici, oppure di più o meno? Io sono inorridito quando ho letto qualche giorno fa sui giornali che i magistrati hanno fatto ricorso, hanno vinto il ricorso al TAR, e si vedranno riconosciuti in funzione di quel ricorso tutti i tagli che il governo Monti aveva loro fatto, tagli tutto sommato accettabilissimi e in linea con la crisi. Quindi verranno ripristinati. Verranno ripristinati, e chiedono anche gli arretrati. Allora, e magistrati sono certamente una delle categorie dei dipendenti pubblici, i più tutelati anche per altri aspetti che poi, se volete, toccheremo. Ma intendo dire che anche i dipendenti pubblici in qualche modo hanno goduto per un lungo periodo in questa nostra Repubblica di tutele e salvaguardie che li hanno differenziati troppo dai lavoratori normali, e queste tutele e queste salvaguardie hanno molte volte inciso sulla qualità del lavoro delle amministrazioni pubbliche, perché non si bisogna fare di ogni erba un fascio, naturalmente. Ci sono centinaia di migliaia e decine di migliaia di funzionari e di lavoratori pubblici nella nostra regione
che evidentemente fanno il loro dovere, ma ci sono tantissimi che anche non lo fanno e invece che agevolare il lavoro del politico lo complicano. Posso agganciarmi? Secondo lei la licenziabilità, se si può coniare questo tipo di, no, di neologismo, potrebbe essere un buon... Ma per giusta causa certamente sì, e oggi credo che licenziare un dipendente pubblico, anche fannullone, che anzi crea danni, sia una cosa quasi impossibile. Bisogna intervenire prima, non si può portarlo in la cosa bella, perché si inserisce nel discorso che faceva ieri sera proprio qui a Telefriuli l'assessore Riccardi, dice che conosce 3 tipologie di lavoratori e di dipendenti regionali in particolare: quelli che lavorano, quelli che non lavorano, quelli a cui è stata fatta passare la voglia di lavorare. Lei condivide questa tripartizione? Molto, per la mia esperienza anche fatta da assessore per 5 anni ho avuto a che fare con tutte e 3 le categorie. Qual è la più numerosa? No, la più numerosa è quella che lavorano, bisogna dire la verità e bisogna essere sinceri, soprattutto in regione ci sono persone che veramente danno un'ottima qualità di lavoro e che quindi non vanno appunto confuse con quelli che però esistono e che non lavorano. Quindi vuol dire che con metà personale può funzionare lo stesso la regione? Con metà no, però Tondo anche su questo ha iniziato un snellimento. Il comparto unico non so quanto sia stata una felice idea. Ecco, a proposito, ci dica qualcosa del comparto unico. Il comparto unico, fare le stesse cose con più soldi. Ogni iniziativa è frutto del suo momento, della sua era. Tempo. In quel tempo le cose, non c'era la crisi che abbiamo oggi, questo bisogna sempre premetterlo, c'era in effetti una disparità di trattamento tra i dipendenti regionali e i dipendenti degli altri enti locali e come sempre succede in Italia, ma questo come dire non si può fare una colpa a nessuno, il livellamento è avvenuto all'alto e non al basso. E questo forse non è stata la migliore delle soluzioni. E questo è un argomento straordinariamente interessante che va ad agganciare anche l'autonomia che voi avete discusso e parlato con la UTI, Saro, eccetera. Cosa vogliamo fare di questo? Ma secondo lei un dipendente pubblico impiego regionale o comunale perché deve prendere il 30% in più di un altro dipendente stesso livello Veneto o dell'Emilia Romagna o della Toscana? Cioè questa è una buona autonomia? Ma io questo non lo so, quindi è così. Se lei mi dice che è così, non voglio smentirla, non so quali sono le dinamiche che hanno portato a questo, però certo è una cosa, è difficile togliere quando si è dato. L'importante è che la produttività sia maggiore evidentemente, se c'è un 30% in più di stipendio sarebbe giusto che ci fosse anche un 30% Trieste, in più di teatro produttività. stabile, cosa facciamo di quel teatro con 23 milioni di passivo? Quello è il Verdi che ha i 20 milioni di passivo. Vede, 270 vede, non ci voleva non ci voleva il governo che nominasse un commissario che venisse a dire che la soluzione è quella che la regione abboni i 20 milioni di debito pregresso. Chiunque sa fare questo tipo di operazioni. La verità è che in effetti la cultura è comunque una parte importante del nostro paese e anche nella nostra regione ha un peso significativo e quindi va tutelata. Qui si tratta di trovare le giuste misure anche lì per evitare che ci siano sprechi, e nel passato i sprechi sicuramente ci sono stati, e per richiamare tutti quanti a una gestione, come dire, più francescana delle cose. Io capisco che è difficile, ma in momenti come questi bisogna veramente lasciare a queste istituzioni il necessario per continuare a funzionare, perché, torno a ripetere, è una crescita anche della qualità della vita delle persone della nostra regione, però bisogna convincere anche loro che si può fare meno scenografie e si può invece guardare di più sulla... contenere le spese. Senta, mi dicono di dirle che D'Alema pochi minuti fa ha detto che non si ricandida in Parlamento. È un buon esempio, lo ha fatto già Veltroni. Io mi auguro anche se vince Renzi alle primarie? Mi auguro che anche dalla parte del centrodestra vengano di questi buoni esempi. Se mi prendete una battuta, D'Alema e Veltroni viene dopo il sottoscritto che ha lasciato dopo 3 mandati. Ho capito. Senta, qui però c'è l'antipolitica che si fa avanti, voi continuate a parlare ma nessuno vi segue più e credo sia uno che ci sta seguendo. Sì, mi dispiace, ecco, io penso che
quando noi parliamo, e soprattutto il Presidente Tondo, e mi piace ricordarlo e ripeterlo spesso, parla a ragion veduta e cerca di dire cose intelligenti e cose utili alla nostra regione e ai cittadini della nostra regione. Mi dispiace se questo ascoltatore non vuole seguirci, ma ecco, noi non gridiamo alla Grillo, cerchiamo di ragionare. Qualche volta ragioniamo bene, qualche volta male, ci perdonerà. Senta, sulla terza corsia lei ha detto che il suo partito ha detto che c'è stata un'ispezione sospetta, un giudizio abbastanza pesante. Direi che le argomentazioni che accompagneranno, e non voglio addentrarmi in cose che conosco solo superficialmente, anche se ne ho parlato anche con l'assessore Riccardi, e con le argomentazioni che verranno presentate a seguito di quella ispezione, questi fatti saranno molto evidenti. D'altro canto, il fatto che sia sospetto... Il fatto che sia sospetto, però c'è una cosa che io non sapevo e che ho scoperto, è che questi ispettori, quando vengono, se dimenticano o se sottovalutano un elemento della loro ispezione, sono chiamati a risponderne di persona. Traduciamo, se non trovano niente che non va, devono cercare. No, se non trovano niente che non va o non sottolineano qualcosa che per loro può essere sospetto, e dopo viene fuori che quella cosa magari aveva un fondamento di non regolarità, vengono chiamati a risponderne in proprio. Quindi è meglio trovarlo subito. È un paradosso, insomma. È un po' come la cosa che è avvenuta per i sismologi che sono stati condannati a 6 mesi, ed è una cosa, mi lasci dire, paradossale, perché invece per i giudici, quindi è una categoria veramente fuori dal mondo, no, non lasciamo stare. Ma l'osservazione, i giudici continuano a non avere nessun tipo di l'osservazione dell'ispettore era: ma serviva il commissario, perché se i tempi sono lenti? Assolutamente sì, il commissario assolutamente sì. Allora, un commissario che lavori bene, tra l'altro è bene sempre ricordarlo ai nostri cittadini, che sia il Presidente Tondo sia l'assessore Riccardi hanno rinunciato a un compenso di 300.000 euro all'anno per fare questo lavoro, con tutti i rischi che si sono assunti e che si stanno assumendo. Allora lei mi dirà perché questo, ma perché in effetti soltanto con le procedure del commissario si riesce a fare certi lavori. E io me ne accorgo nella realizzazione del polo intermodale. Poi ci arriviamo. Sempre sulla terza corsia si sono scatenate lobby politiche o lobby economiche? O lobby tout court, tanto per essere chiari? Intanto c'è la lobby delle banche, che certamente non è stata, come dire, collaborativa quando le condizioni generali si sono modificate, e quindi le loro pretese hanno continuato e continuano a essere veramente come dire, eccessive, secondo me. E poi c'è la lobby politica. Vede, una cosa che non esiste è che da mesi noi continuiamo ad assistere ai continui attacchi della Serracchiani e di Moreton, tanto per fare i due nomi dei più rappresentativi. Fanno opposizione, lei viene da una matrice che si votava contro il bilancio e per partito preso, mica per scelta. No, questo lo dice lei. La scuola dell'MSI si vota contro. Quando c'è una partita, poi non si può, vede, sia la Serracchiani che Moreton continuano a dire che quella è un'opera indispensabile per il futuro della nostra regione e che coinvolge anche il futuro del nostro paese, con i collegamenti verso il centro Europa, verso l'est e il centro Europa. E però d'altro canto invece cercano di mettere i bastoni tra le ruote. Ecco, questo tipo di comportamenti forse della politica in generale, se abbiamo sbagliato anche noi, è meglio fare mea culpa. Senta, visto che ha citato la Serracchiani, mi ero preparato questa domanda proprio rifacendomi a un tweet che aveva messo lei. L'Uricidi è una serpe in seno. A questo punto la Serracchiani può essere accostata a qualche animale, magari di compagnia o cose del genere? No, guardi, la Serracchiani non mi piace per diversi motivi. Prima perché la ritengo un prodotto enfatizzato dai media e che
cresciuto e ha assunto anche i ruoli che ha a livello europeo grazie a questa enfatizzazione. Secondo, perché la vedo molto superficiale nelle critiche e poco propositiva e, per quanto ne so, anche poco produttiva a livello europeo nei confronti di questa regione. D'altro canto, da una romana trapiantata in Friuli Venezia Giulia forse non ci si può aspettare di più. Trasporti, no? Trasporti, lei è in commissione trasporti a Bruxelles, europarlamentare, lei si occupa di trasporti in Friuli Venezia Giulia, un feeling, se non altro sotto l'aspetto cavalleresco, lei è un gentiluomo, quindi... Sì. Vabbè, parliamo di verità. Guardi, in Commissione europea, a livello europeo, io ho avuto un appoggio per il polo intermodale, visto che sarà un'opera realizzata anche con fondi europei, da parte dell'onorevole Cancian, Veneto, sì, e non da parte della Serracchiani, che non l'ho mai vista e con la quale non ci siamo mai sentiti, anche perché evidentemente non era interessata allo sviluppo di questa. Come vengono scelti gli amministratori delle partecipate del Friuli Venezia Giulia? Lei, visto che è un amministratore, cioè abbiamo parlato prima di striscio così, ma un attimo, come vengono scelti? C'è un merito oppure così perché, per esempio, domani verrà nominato a Piasente, vicepresidente di Autovie Venete, nonché segretario, come dicono i leghisti, nazionali della Lega? Guardi, questa della scelta degli amministratori è sempre stato uguale nel tempo. Quello che si spera sempre è che, oltre alla, come dire, vicinanza e all'appartenenza politica, ci sia anche competenza, capacità, serietà e impegno. Così era nell'era Illy. Illy si sceglieva i suoi uomini in base, prima di tutto, all'appartenenza. Quella volta erano più amici personali che amici politici, ma ce n'erano di tutte e due le categorie, e poi guardava anche alla professionalità e alle capacità, e credo che così avvenga anche oggi. Com'è finito il contenzioso tra lei e Illy? Non so se c'è. Non è finito per niente. Io il venerdì sono in tribunale. Venerdì questo. Sono in tribunale perché Illy nel 2008 prima denunciò civilmente chiedendomi 500 milioni di euro perché avevo associato... 500.000 euro? No, 500.000 euro. Perché altrimenti 500.000 euro. Ipotecava il bilancio. 500.000 euro chiedendomi i danni perché avevo utilizzato il nome del marchio che poi era il suo cognome, Illy Flop, in un sito internet che aveva 46 slide che invece parlavano esclusivamente del governatore e delle cose che secondo noi non aveva fatto bene, e anche appunto di tutti gli amici degli amici che aveva sistemato. Infatti la domanda era riferita a questo. Aveva sistemato. Invece dopo 4 anni, 2 mesi fa, mi sono ritrovato un avviso di garanzia perché dopo 4 anni hanno chiuso un'indagine che mi sembra fosse molto più facile da chiudere, insomma più velocemente, perché Illy mi aveva anche denunciato per diffamazione penale. Quella volta la causa civile lui la ritirò perché naturalmente si erano occupati gli organi di informazione nazionali, era diventata quasi una barzelletta. Un caso Sallusti, insomma. Era diventata una barzelletta. Tra l'altro c'erano stati commenti negativi anche da parte, devo riconoscerlo, di Moreton, della sinistra. Insomma, tutti avevano detto queste cose. In campagna elettorale ci sono toni accesi che non erano offensivi, io non l'avevo accusato di nulla, però si risolvono, come dire, in maniera diversa, spiegando, magari dicendo le proprie ragioni. Evidentemente così non è stato. Sarà una bella occasione se venerdì sarò rinviato a giudizio, perché c'è sarà una bella occasione quando ci sarà l'udienza di ripercorrere tutte e 46 le slide e quindi di
come dire, riparlare di Illy, spiegando... Ma a lei punto Illy per non punto. piace proprio, questa è la verità. Ma guardi, Illy non è che... Non deve piacerle, dice. È troppo a destra, Allora, dai, Illy troppo non a è destra per Illy non è Dressi, piaciuto Illy. ai cittadini di questa regione che lo hanno bocciato dopo solo 5 anni di mandato. Illy non è piaciuto ai suoi alleati che adesso qualche volta lo hanno richiamato in causa e si sono dimenticati che il giorno dopo che ha perso le elezioni Non li se ha n'è salutati. andato Insalutato insalutato. Non senza aver prima versato la quota che mancava per garantirsi il vitalizio anche lui. Questa è un'altra querela o... No, non è una querela, questa è la Così, verità. giusto, insomma, no, la giusto per realtà sapere. è normale, lei è 3 mandati. Gli mancava ancora un paio di mesi ha versato la quota e ha chiesto e quindi avrà il vitalizio come tutti. Parliamo di cose più concrete, polo intermodale, aeroporto. Cominciamo dall'aeroporto perché credo che ci siano note anche abbastanza liete, se non proprio estremamente positive. Allora, la storia dell'aeroporto è una storia assolutamente travagliata. Dobbiamo ritornare anche al periodo di Illy. Allora, andiamo prima, nel 2001 il sottoscritto insieme all'assessore Franzutti danno all'aeroporto 1 milione di euro perché faccia un progetto per la realizzazione del polo intermodale. Passano un paio d'anni, l'aeroporto elabora un progetto, secondo me forse troppo ricco, e la cosa ha avuto certamente un'influenza negativa. Dopodiché nel 2003 arriva Illy, con Sonego assessore ai trasporti. Cosa fanno? Innanzitutto la regione entra subito in competizione con gli enti che in quel momento detenevano il 51% del pacchetto azionario ed entra in una competizione negativa per la quale non nomina nemmeno i suoi rappresentanti la regione all'interno dell'aeroporto. Gli enti erano province sostanzialmente, che erano erano di province, centrodestra. camere di commercio, c'era un po' di tutto, c'erano sì. comuni, province, camere di commercio. Insomma, in sostanza per 5 anni, per farla breve, l'aeroporto viene assolutamente dimenticato. E qua va dato merito al presidente Brandolin, che oggi è un consigliere regionale del PD, di aver veramente fatto cose egregie. Ha ottenuto la concessione quarantennale, che è fondamentale per la sopravvivenza dell'aeroporto. E quindi ha dovuto combattere, e difatti lui è sempre critico nei confronti di Illy, ha dovuto combattere questa battaglia. Arriviamo noi nel 2009. Soldati era presidente? Soldati era presidente del consorzio. Noi arriviamo nel 2009, c'è la intuizione dell'assessore Riccardi che innanzitutto ripesca il progetto e naturalmente lo rivediamo trasformandolo in un progetto essenzialmente di carattere pubblico, cioè un'opera soltanto ed esclusivamente pubblica, senza altre cose. In più capisce l'importanza di avere tutto il pacchetto azionario dell'aeroporto. Per facilitare questo è stato sufficiente che io ho fatto, appena arrivato, il piano finanziario dell'aeroporto e ho detto a chiare lettere che bisognava mettere parecchi soldi nell'aeroporto perché evidentemente per fare le opere che sono previste nei prossimi 40 anni e per mantenere la gestione attiva bisognava mettere molti soldi. Questo ha fatto sì che la regione abbia potuto acquistare l'aeroporto e l'ho acquistato su una base di valutazione di 8 milioni di euro. Adesso abbiamo fatto una nuova valutazione attraverso il Tribunale di Gorizia e già dopo un anno vale 13 milioni di euro. Quando ci sarà anche il polo intermodale varrà più del doppio di questa Stiamo cifra. per concludere. Transiti, turisti, movimenti, tratte, come siamo messi? Allora, siamo messi che l'altro anno abbiamo fatto 860.000 passeggeri e una grossa percentuale di questi era di incoming turistico. A questo ha concorso certamente i collegamenti fatti dalla Ryanair,
abbiamo portato qui spagnoli, continuiamo a portare qui inglesi che vengono da Londra e durante il periodo estivo da Birmingham, e questo ha fatto sì che le nostre città siano, come dire, visitate, e non parlo solo di Trieste ma anche Udine e soprattutto il Coglio Goriziano, vengono visitati da turisti di queste località che altrimenti arrivavano ma soltanto in misura molto modesta. Bisogna tenere i negozi aperti però, perché se arrivano i turisti. Ma ormai i negozi si tengono aperti, quest'altro anno Trieste avrà anche più crociere che faranno on port a Trieste, e quindi anche qui ci stiamo muovendo. Due cose. Per far Veloce sì però. Veloci, Film Commission. Lei è stato un animatore di Film Commission. No, Cosa è successo? io sono stato Il l'inventore fondatore. 2000, sì, nel 2000. Che è successo? È una contorcircuito. Io l'ho vista quel giorno che è andato a pranzo con Tondo cercando di recuperare. Un cortocircuito che praticamente è stato subito rimesso a posto. Ci sono i problemi della finanziaria, non ci sono tanti soldi, però con il prossimo anno la Film Commission non ha mai smesso di operare, ma anche adesso che opererà con una supervisione della Turismo VG, verrà garantita alla Film Commission la sua autonomia. Allarme è rientrato? Assolutamente sì. Sindaco di Udine, Grazie a Tondo. coordinatore Grazie a regionale, Tondo. Sindaco di Udine. Cosa dobbiamo fare? Sindaco di Udine, dobbiamo trovare la persona giusta da facile. candidare. Saro novembre, dice, chiudiamo a con novembre. Saro dice i partiti sono ai minimi storici, forza ai movimenti. Ma guardi, io non ho mai avuto niente contro i movimenti, purché questi non nascano, come dire, per rivalse personali, cosa che succede molto spesso. Saro, Bandelli ed altri. Zamparini. No, Zamparini lo distinguerei tra Bandelli e Zamparini, ma comunque i movimenti sono una cosa buona, purché come dire, facciano una scelta di campo e non pensino di poter rappresentare da soli tutti quanti. Andiamo a concludere, la preoccupa più l'astensione o il Movimento 5 Stelle? No, l'astensione in assoluto. Secondo lei a quanto arriverà? E l'astensione, io spero, torno a ripetere, spero che questi mesi che mancano alle elezioni, sia politiche nazionali che regionali, ci permettano di recuperare una buona quota e di superare almeno il 60-70% di votanti. Altrimenti sarebbe ancora un grosso problema, anche perché viene a mancare, come dire, una democrazia che se rappresenta soltanto una parte non può dirsi completa. Benissimo, grazie a Sergio Dressi, grazie a Gianfranco Narduzzi. Astensione, quanta armonia in questo dialetto triestino dell'astensione. Va bene, Gianfranco, chi viene domani? Domani siamo in trattative, ospiti clamorosi, sorpresa, sorpresa. Va bene, grazie a tutti, a domani mobile. sera con prove tecniche. Arrivederci.